Lo spettacolo del social match si sposta in Veneto per la prima giornata del campionato di Serie A2. Nel girone A subito un derby sentitissimo con l'Arzignano che ospita il Carré Chiuppano al Palatezze. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e Silvio Grisari. Derby Veneto che sta per cominciare, si parte in questo momento. Uenu, ancora il capitano che va a destra da Zanella. Nuovamente Pedrigno che potrebbe puntare, preferisce lo scarico su Zanella, e il numero 10 che punta, va via Zanella, la conclusione, grande gol di Zanella, il vantaggio del Chiuppano, una magia di Zanella al 6° minuto del primo tempo. Che gol incredibile, è entrato in campo. Si va da Mielo che prova a puntare sulla destra, viene fermato, riparte l'Arzignano con Ranieri, la conclusione, la deviazione, il pareggio dell'Arzignano con Ranieri, 1-1 all'8° minuto del primo tempo. Un pizzico di fortuna per la sua puntata che trova una deviazione fortuita. Uenu difende la sfera, prova a girarsi, vince il ripallo, Uenu! Una grande giocata! L'Arzignano mette la freccia e passa a condurre al 16° del primo tempo. L'abbiamo detto, quando hai una freccia così può accadere di tutto. È veramente un giocatore che... E poi fa ripartire i suoi. Profondità per Amoroso che si gira bene, vuole il sinistro, la prova, palo incredibile. Oh, il tempo sta per scadere. Ultima occasione, prova Zannoni, arriva adesso la sirena, termina qui il primo tempo, Arzignano avanti 2-1 sul Chiuppano. Ultimi dettagli da sistemare, poi Zanella toccherà per Pedrigno, anzi viceversa, Pedrigno per Zanella, si riparte, Zannoni in profondità, Pedrigno. Ottima palla per Douglas, la conclusione, subito il gol del Chiuppano, che inizio di secondo tempo, dopo 8 secondi, 2-2, siglato Douglas. 8 secondi di gioco, l'Arzignano che sale subito in pressione e prende un'infilata incredibile. C'è grande aggressività da ambo le parti, però tutti scontri di gioco, partita molto bella e divertente. 2-2 il punteggio al 3° minuto del secondo tempo, calcio di punizione per l'Arzignano che prova con Gio, che si mette un gol capolavoro andando a sorprendere la barriera, e Josic che si guarda un po' spaesato. Arzignano di nuovo avanti, il gol di Gio, 3-2 per i padroni di casa. Mielo che perde un pallone clamoroso, di gol di Kokorovic, un tiro chirurgico, il poker dell'Arzignano al minuto numero 14. Sì, Kokorovic è sempre sul pallone, come vede una minima incertezza è lì pronto nella riconquista, in questo caso dopo averla riconquistata semplicemente con un colpo da biliardo la piazza nell'angoletto dove non può davvero fare nulla anche un bravissimo Josic. Resner per Pedrigno, Douglas sul secondo palo, il colpo di testa all'esterno della rete per Mielo, ancora un'altra grande azione, ma attenzione adesso a Wesley, arriva il gol del 5-2, Uenu fa 5-2 e l'Arzignano forse chiude i conti. Sì, nonostante la grande piramide spagnola con il portiere di movimento che fa il Chiuppano, alla prima occasione di ripartenza questo grandissimo Uenu l'ha messa dentro. E può gestire i 2 minuti e 30 che mancano alla fine. La risposta però di Zanella che accorcia le distanze. Lo fanno benissimo, questa piramide la fanno davvero benissimo, riescono ad andare sul fondo, l'inserimento immediato, una volta sul fondo, una volta sul lato, sono veramente bravi. Pallone per Douglas, ancora Resner, Zanella per Pedrigno al volo, un capolavoro, ma che gol ha fatto Pedrigno, -1 del Chiuppano, partita ancora apertissima. Eccolo lì, lo stiamo stuzzicando dall'inizio della gara e Pedrigno risponde, che giocatore, che gol, talento puro. 30. La squadra di Ferraro per trovare il pareggio, deve fare in fretta, Zanella, Pedrigno pensa al tiro,
la grande parata di Urbani che festeggia e fa bene, perché questa è una grande parata e questo è un intervento che può valere 3 punti, ma attenzione perché mancano 3 secondi e non è ancora detta la parola fine. Douglas sul punto di battuta di questo angolo, Resner, il destro, ancora Urbani, strepitoso Urbani, un secondo al termine della partita, Mielo metterà in mezzo un pallone forte, Douglas, la conclusione, la respinta di Marzio, arriva la sirena, l'Arzignano si aggiudica questo derby veneto battendo per 5-4 il Chiuppano. Eccoci in compagnia di Pedrigno, capitano del Carré Chiuppano. Pedrigno, partita bellissima, la stavate per riprendere, è mancato il risultato, però grande prestazione. Appunto sì, è mancato il risultato, però alla fine abbiamo dimostrato di essere una squadra pronta per la categoria. Era un derby, c'era la tensione della prima di campionato, però ecco, abbiamo dimostrato di poter fare un bel campionato quest'anno. Senti, secondo te cosa è mancato per raggiungere almeno il pareggio? Allora, a parte la prestazione di Loris che un'altra volta si riconferma un grandissimo portiere, a parte quello un po' di fortuna anche, ma ci sta. Oggi non sembravate una neopromossa, avete giocato a viso aperto, avete lottato alla pari contro una squadra candidata alla promozione in Serie A. Sì, l'Arzignano è una bellissima squadra, ma come detto anche noi abbiamo dimostrato di esserlo oggi. Abbiamo giocatori abituati a questa categoria e anche a categorie superiori, quindi daremo filo da torcere a tutti. Soprattutto con i tuoi gol, è bellissimo quello al volo, un capolavoro. Grazie. Speravo di fare altri, ma uno solo oggi non è bastato, speriamo per la prossima, dai. Marzio, lo abbiamo atteso. Marzio, anche a 50 anni fai la differenza. No, la differenza, li do una mano ai nostri, un sacco di ragazzi giovani, ma l'importante è questo, è mettere dentro il cuore. All'inizio della partita abbiamo detto che chi non gioca al limite non gioca bene. Allora i ragazzi hanno capito che non devono risparmiarsi neanche per un secondo. Ci sono 10 secondi, 30 minuti dentro, dare il 100%. Stiamo cercando di fare questo, che abbiamo 6 o 7 ragazzi con meno di 25 anni dentro le squadre che giocano e vuol dire tanto. Allora hanno capito e ovviamente oggi ci è andata bene. Però si capiscono questo momento di quando sono dentro applicarsi così, abbiamo da raccogliere qualche soddisfazione durante l'anno. È presto ancora ovviamente, ma l'obiettivo è salvarsi, siamo per la strada giusta. È stato un derby bellissimo, deciso all'ultimo. Sì, è una grandissima squadra, loro molto attrezzati, molto bravi, il nostro portiere oggi per me è il migliore in campo perché ha parato di tutto e di più, però loro molto bene. Però noi bassi, soffrendo un poco, abbiamo in questi 2 o 3 mesi di lavoro imparato a soffrire perché sapevamo che tutte le squadre attrezzate come questa vengono qui a pressare, a tirare tanto in porta. Eravamo preparati, ovviamente un po' da fortuna ci è girata e dopo quel contropiedi con un po' di calma abbiamo fatto un gran derby, una grande vittoria. Joao sta crescendo bene. Crescendo bene, il ragazzo dopo 2 anni facendo 40-50 minuti in un'altra categoria impara, ha preso esperienza, ma non solo lui, tutti gli altri ragazzi che sono venuti da lì hanno imparato tanto, perché tante volte teniamo i nostri ragazzi facendo 1 minuto in Serie A2, 1 minuto in B. È diverso, l'esperienza che fanno giocando 40-50 minuti, anche tutta la partita in C1, fanno molta esperienza, giocano, imparano. Allora è meglio che i ragazzi vanno là in quella categoria 1 anno, 2 e dopo tornano. Dopo che restare in A2 o in A per fare 1 minuto, grande esperienza non li fanno. Bellissimo l'abbraccio dopo il gol segnato da tuo figlio. Sì, era da tempo che lui diceva che voleva giocare ancora come 1 anno e la prima partita subito un gol ci dà un sacco di soddisfazione.